Dopo i 2 alberi caduti negli ultimi giorni cresce la preoccupazione sullo stato di salute del verde pubblico. Un albero è stato tagliato a Piazzale Roma, a pochi metri dal Leccio, crollato improvvisamente il 2 giugno. Un 36enne è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Le indagini erano partite dopo il rogo doloso dell'automobile del padre della ragazza al Lido di Venezia. Dopo gli atti vandalici al Palio di Noale, l'appello del presidente Casotto, invece di distruggere, dateci una mano. La zona in questione è da tempo ritrovo di gruppi di giovani poco raccomandabili. Polemiche a Martellago per il cartello che vieta di giocare a pallone in piazza Bertati. Il sindaco Saccarola: gli spazi ci sono, chi vuole parlare lo faccia con me, non tramite i social. La situazione della Superjet di Tessera si fa sempre più complicata. Il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia ha dato parere negativo all'ipotesi di unire il fondo Emiratino a Ital Sistemi SPA e Leonardo. Un piccolo gruppo di parenti e amici è partito in mattinata in bicicletta dal Lido fino al Santo di Padova per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, ancora gli alberi di Piazzale Roma a Venezia dopo il crollo avvenuto il 2 giugno e poi il successivo che si è registrato al Lido di Venezia. C'è una preoccupazione crescente sullo stato di salute del verde pubblico in laguna. Un albero è stato tagliato proprio a Piazzale Roma, a pochi metri dal Leccio, crollato a inizio settimana. Ci aggiorna il nostro Lorenzo Maier. Ora il comune e il verde pubblico corrono ai ripari. Un albero è stato tagliato in mattinata a Piazzale Roma a Venezia, a poca distanza da quello che lo scorso 2 giugno si è schiantato tra la folla in transito, provocando 12 feriti, tra i quali purtroppo anche una giovane mamma ancora grave in prognosi riservata. Un intervento, quello di stamattina, evidentemente pianificato dai responsabili del verde pubblico e dunque di routine, ma che in una settimana nera circa lo stato di salute degli alberi in laguna fa crescere la preoccupazione e gli interrogativi circa gli alberi pericolanti in città. Oltre al grave incidente di Piazzale Roma, una pesante alta robinia si è schiantata al suolo anche venerdì al Lido di Venezia in via Marcantonio Bragadin. In questo caso ci è voluto un mezzo miracolo e alcune fortunate coincidenze, grazie alle quali questa seconda caduta non ha provocato per fortuna gravi conseguenze né feriti né danni. Il consigliere comunale di opposizione Gianfranco Bettin, verde progressista, da sempre impegnato nei temi ambientali, vede così la situazione. Oggi il Comune di Venezia ha tagliato un grande albero in Piazzale Roma, probabilmente dopo una perizia tecnica che ne avrà accertato lo stato pericolante. Dunque si poteva fare, si doveva fare anche prima del 2 giugno scorso, prima dello schianto del Leccio che ha provocato feriti gravi. Dopo una settimana complicata di polemiche e discussioni che non avranno mai fine, serve ora un'analisi complessiva e sistematica. Anche ripristinando un organismo importante come il Forum per il Verde, che per molti anni ha messo a confronto diretto l'amministrazione, i politici e i tecnici dell'amministrazione con i cittadini, con i comitati, con le associazioni che segnalavano problemi. La cronaca con un 36enne che è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Le indagini erano partite dopo il rogo doloso dell'automobile del padre della ragazza, un rogo che si era registrato al Lido di Venezia. A prelevarlo in casa e trasferirlo nel carcere di Santa Maria Maggiore con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna è stata una squadra della polizia locale di Venezia.
Le indagini infatti erano iniziate il 23 maggio, quando padre e figlia avevano denunciato l'incendio doloso della propria auto agli uffici della polizia locale del Lido. Qui era subito emerso come la donna fosse da tempo vittima di atti persecutori, presumibilmente messi in atto dall'ex compagno. Ascoltate persone informate sui fatti e acquisite le immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona, le indagini hanno raccolto gravi e significativi indizi di colpevolezza a carico del 36enne, sia per il reato di atti persecutori, sia per l'incendio doloso dell'auto. Rientrando nell'ambito del cosiddetto codice rosso, è stata immediatamente informata la procura, che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato. E dopo gli atti vandalici al Palio di Noale, l'appello del presidente Casotto, invece di distruggere, dateci una mano, così lavoriamo insieme. Il servizio di Ilaria Marchiori. Vandali al Palio di Noale in zona Camatta, all'ingresso della Rocca, a poche ore dall'inizio dei festeggiamenti dello storico evento. Noi lavoriamo tanto, cerchiamo di fare tante cose per il bene della comunità e purtroppo nel momento in cui non sei qua a controllare succede che qualche gruppo di persone si diverte a fare danni, nel senso che hanno buttato delle attrezzature in acqua, hanno cercato di dar fuoco ad altre attrezzature e detto questo noi stiamo cercando di controllare le telecamere di videosorveglianza che ci sono in giro assieme alle forze dell'ordine, quantomeno per cercare di risalire agli autori di questi fatti incresciosi, perché lavorare tanto perché qualcuno si diverte invece che venire a collaborare e distruggere è un peccato. La delusione tra i volontari è tanta, sono oltre 1000 le persone che lavorano per il Palio con passione e devozione e atti come questo lasciano l'amaro in bocca. Ci stiamo, fra virgolette, abituando perché dobbiamo convivere con questi episodi di vandalismo, perché non è il primo che succede in zona qua, non è il primo che succede in altre zone di Noale, perché sono stati altri episodi come avrete già riportato e più o meno i giri sono sempre gli stessi. La zona in questione è diventata da tempo ritrovo di un gruppo di giovani che approfittano della poca luce e del fatto di essere nascosti dalla vista dei passanti. Ma il presidente lancia loro un messaggio. Se volessero e se non sanno come impegnare il tempo, invece di passare le serate o le nottate a far danni, vengono, si divertono, possono venire tranquillamente da noi, vengono, si divertono e ci danno una mano. Anche perché da fare ce n'è sempre, soprattutto quest'anno che il Palio sarà diviso in 2 fine settimana. Il primo fine settimana con una festa medievale, quindi con la cena delle contrade e con la gara domani dei musici e sbandieratori. Il secondo fine settimana comincia il venerdì con la cena degli avvocati per passare al sabato con la presentazione del drappo, la benedizione e alla sera la bala d'oro, che è una presentazione delle 18enni noalesi, per la domenica poi avere la sfilata domenica pomeriggio, chiaramente la corsa del Palio che è l'evento clou. La cronaca sindacale, perché la situazione della Superjet International di Tessera si fa sempre più complicata. L'allarme della FIM CISL che spiega come alla rappresentanza sindacale unitaria la dirigenza aziendale abbia anticipato che il Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito al Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato parere negativo all'ipotesi di unire il Fondo Emiratino Marche IB Capital a Ital Sistemi SPA e Leonardo. L'appello va ora alla politica, c'è quindi da registrare questa preoccupazione da parte dei sindacati riguardo alla Superjet International di Tessera. Le polemiche ora a Martellago per il cartello che vieta di giocare a pallone in piazza Bertati. Il sindaco dice ai nostri microfoni: gli spazi ci sono, chi vuole parlare lo faccia con me, non tramite i social. È uscito questo post nei social dove appunto il cartello che vedete è questo qui, divieto del pallone, e quello che invece è stato messo nei social è stato un fotomontaggio da parte di un genitore per fare una provocazione che ci sta, però giustamente dopo secondo me il dibattito non deve essere sui social ma deve essere nei luoghi comunali, quindi con me e i genitori che devono dire quello che pensano. Eccolo il cartello rielaborato con tanto di logo del comune e la scritta "Allora ci droghiamo", che ha fatto scoppiare la bufera sui social perché molti adulti consideravano l'iniziativa eccessiva per i bambini. Ma il sindaco spiega. Il cartello è stato messo venerdì mattina, ma c'è un regolamento della polizia urbana dove si prevede che in tutte nelle piazze e nelle aree non attrezzate il gioco del
del calcio non si può fare. Tra l'altro ricordo che in questa piazza qui, poco meno di 2 anni fa, una signora per un calcio del pallone ha perso l'uso della retina. L'altro giorno un'altra signora è stata colpita ed è caduta, e in più anche i commercianti che si lamentano in quanto hanno rotto le insegne anche delle vetrate. L'insegna di questa macelleria, ad esempio, è già stata danneggiata 2 volte perché i ragazzi, giocando a pallone, utilizzano questi 2 pali come se fossero la porta di un campo da calcio. Senza contare, evidenzia Saccarola, che gli spazi per giocare a pallone ci sono. A 150 metri, 200 abbiamo il parco di Veliguria, dove un anno fa abbiamo installato un campo da calcetto. Il parco parrocchiale qui dietro di noi abbiamo altri 2 campi da calcetto e uno da pallavolo, e più altre strutture come i parchi giochi per i bambini più piccoli. Quindi penso che per i ragazzi è stato fatto parecchio. Ricordo l'investimento di 300.000 euro 2 anni fa, appunto per rivisitare e rivedere tutte quante le giostrine per i bambini che non erano più adatte, quindi penso che spazi ce ne sono, però devono essere anche usati. Dal Lido di Venezia alla Basilica del Santo di Padova per chiedere la liberazione di Alberto Trentini. Così un gruppo di parrocchiani del Lido di Venezia con amici e parenti. Siamo qui per chiedere una grazia a Sant'Antonio, siamo venuti in pellegrinaggio con alcuni amici della parrocchia di Sant'Antonio, con Armanda, sua sorella, per pregare per Alberto e chiedere al Santo in questi giorni della Tredicina la grazia di ridarcelo sano e salvo subito e a prestissimo. Lo striscione Alberto Trentini libero è arrivato puntuale fino alla Basilica del Santo a Padova. Lo ha portato in bicicletta con impegno, solidarietà, passione. Un piccolo gruppo di parrocchiani è arrivato appositamente dal Lido di Venezia fino a Padova in bicicletta per chiedere al santo portoghese questo miracolo, l'immediata liberazione del cooperante italiano arrestato dal 15 novembre 2024 in Venezuela. Erano presenti anche la mamma di Alberto, Armanda Corusso, e una delle zie, Oliva. In testa al gruppo il parroco di Sant'Antonio del Lido, don Renato Mazzuia, che ha voluto organizzare nella Tredicina di Sant'Antonio questo gesto carico di fede e di significati importanti. In pellegrinaggio per Alberto Trentino presso il santuario della Basilica del Santo di Padova nei giorni della Tredicina di Sant'Antonio. Preghiamo per la sua liberazione. Lunedì ci sarà una camminata di solidarietà dal titolo Uniamo la città per Alberto, organizzata dalle amiche e amici di Trentini, che a piedi partiranno da San Pietro di Castello a Venezia per arrivare a Piazzale Roma e poi a Forte Marghera, sempre a piedi. Qui alle ore 17 l'appuntamento per raggiungere tutti insieme a piedi Piazza Ferretto alle ore 18. Vi portiamo adesso con Filippo Fois e Francesca Pezzo a San Giorgio, dove questa mattina c'è stato il convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Cavalieri del Lavoro che hanno lanciato dei messaggi precisi alla politica, non solo nazionale, e hanno parlato della necessità di un'Unione Europea più forte. Sentite. Qual è il futuro per l'Unione Europea? A Venezia l'interrogativo è stato discusso tra nomi illustri dei vari settori economici italiani al convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro all'isola di San Giorgio. Se è vero che la domanda era connaturata alla fondazione stessa dell'Unione, è altrettanto vero che l'attuale rapidissima evoluzione dello scenario internazionale la rende una questione non più prorogabile. Oramai le dimensioni dei paesi grandi del mondo sono molto più grandi di quelle singole dell'Europa, e come l'Italia la facemmo tonificando tanti piccoli stati e diventammo analoghi a quello che erano allora gli altri stati, oggigiorno invece abbiamo bisogno che l'Europa si compari alla Cina, agli Stati Uniti, all'India. Una nuova Costituzione europea è urgente, anzi è indispensabile, un nuovo trattato di rilievo costituzionale che riconosca più funzioni e più competenze, compresa la possibilità di decidere a maggioranza senza veti di una parte minoritaria dell'Unione. Si contesta all'Unione Europea che non fa questo, non fa quell'altro, ma bisogna domandarsi prima se ha esplicitamente le competenze per fare strutturalmente politica estera e politica di difesa. Questa nuova Unione Europea rafforzata può nascere attorno
attorno a quel gruppo di nazioni che la sostengono. Un'Europa a due velocità d'altronde già esiste da tempo, ad esempio per l'adozione dell'euro. Che l'Europa nel dibattito politico italiano viene spesso nominata con un'accezione negativa, cioè se c'è qualche scelta impopolare è sempre colpa dell'Europa, ma è così? Ma, allora, non è sempre colpa dell'Europa, sicuramente è anche colpa nostra italiana se mandiamo in Europa delle rappresentative politiche che sono deboli e non sono coese. Farci la guerra ideologica su temi che sono di interesse reale di tutta la comunità, forse una guerra di retrovie. Con il classico colpo di cannone, domani mattina puntuale alle 9 prende il via la Voga Longa dedicata quest'anno all'Allo Rosa Salva, scomparso lo scorso novembre. 2.000 le imbarcazioni partecipanti, circa 7.500 i vogatori coinvolti. 49esima Voga Longa, un grande successo anche quest'anno di pubblico e di vogatori provenienti da tutto quanto il mondo. Abbiamo quasi 2.000 imbarcazioni per 7.500 vogatori circa. Particolarità di quest'anno, essendo mancato mio padre, la Voga Longa sarà dedicata a lui, che era l'ultimo componente del primo storico comitato organizzatore. Quindi chiediamo a tutti i partecipanti un minuto di silenzio prima del colpo di cannone e un bel alzaremi in ricordo di Lallo Rosa Salva. Altra importante novità che quest'anno è stata un'iniziativa che abbiamo adottato per incentivare la partecipazione delle imbarcazioni tradizionali di Voga la Veneta, che hanno avuto la prelazione di iscrizione sulle altre con una quota agevolata, e tutto il ricavato delle iscrizioni agevolate di queste imbarcazioni verrà dedicato a dei corsi di voga nelle scuole per avvicinare i giovanissimi e i giovani. E da Venezia è tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.